Qui siamo in compagnia di Felipe Carbone, le caporedattore della rivista Lugai Sabé. Siamo qui spécialement per parlare di Renat Nelli e allora ti volevo domandare tout simplement di presentare Renat Nelli per cominciare. Bon, perché volevo parlare di Renat Nelli? Perché quell'uomo nasce nel 1906 a Carcassonne e passò gairebbe tutta sa vita. Bon, Renat Nelli, che è un personaggio che io personalmente la conosco, è un uomo che faceva tutto un po'. È un uomo che ha giocato un ruolo forse importante nella vita intellettuale in generale, di Sabilo Carcassonne e di Lusitanismo, perché è stato un militante, un pensiero del lusitanismo, giovane e tutta la vita si è interessato a questo. Ha fatto di tutto, è un gran poeta, che ha pubblicato dei libri di poesia in lusitano e altri in francese, che è legato a surrealisti come Éluard e Montlatal, che aveva dei contatti con lui. Bon, è stato un historien, ha pubblicato dei libri di storia, ha fatto d'archeologia e si è conosciuto mai che mai per suo interesse per Troubadours, ha fatto una tesi sull'erotica dei Troubadours e per suo interesse per il catarismo. È un des premiers a aver fatto tornare gli studi del catarismo alle basi scientifiche. Après, bon, il y a des mondes che sono diventati più belli, come Duvernois, Roquebert, Brenon e altri, ma tutti si riconoscono che Nelli, che è conosciuto, che è un po' ormai di Elkelis, è un pioniere di quel domaine, Bon, per curiosità, in forse altre azioni di Nelli. È lui che ha fondato la collezione Messaggi, per esempio, di poesie dell'Istituto di Civitas, Nelli è stato il primo direttore di quella collezione, ha giocato un ruolo importante, ha scritto in forza riviste. E è stato per un lungo tempo caricato di un corso a Sopesaro all'Università del Miral, che era da quel tempo la facoltà delle lettere, e poi l'Università del Miral, di letteratura e di etnografia occitana, perché si è forse interessato all'etnografia, dunque a chi in quel corso parlava di letteratura e parlava di etnografia. Io ho seguito questo corso per 3 anni, è stato che sono andata sullo Stalla Carcassonne, eccetera. E dunque nel 2006, per il centenario di Nelli, che morì nel 1992, ho pensato che era il momento di fare un omaggio della rivista. Dunque ho contattato qualche persone per loro domandare se vogliono fare, chi per parlare di Nelli. Ho contattato in particolare un scrivano citato giovane della generazione di 40 anni qui, che si chiama Franck Bardou, perché Franck Bardou ha fatto una tesi su Renat Nelli poeta, e quella tesi va sortire alla edizioni IDECO al mese di novembre. Dunque è un corso edizione, la sostenuta già per tempo, ma è lungo di poter editare qualcosa. Donc Bardou mi risponde estrambordato sul pic O e a mai si contattato da altre persone, perché Bardou si interessa forse al catarismo, conosce tutto il mondo che lavorano qui dessus, donc ha contattato Anne Brenon in particolare, che mi ha fatto un buon articolo sul catarismo Nelli. Donc il y a eu Joan Fourier, che conosce Nelli come Nauden, come elle. Bon, il y a eu Thibaut Srouquet, che aveva contattato direttamente, che mi ha fatto un articolo su Nelli. Jean-Frédéric Bru, che è un médecin di Montpellier, che è un buon scrivano, un médecin universitario, che dunque aveva conosciuto Nelli nella rivista, che mi ha fatto un testo in una forse interessante, di suo rapporto a Nelli in letteratura, sulla versificazione, tutto ciò. Donc per dire, e alla vez io toccherò di fare un numero di 40 pagine o 42, eccetera. In realtà il y a eu trop de materia per fare mai di 90 pagine, donc plein bestiat, e ho deciso di raggruppare 2 numeri in un sol, e è tal che aveva quel numero doppio che è l'omaggio a Renat Nelli, paregut alla tardu del 2016. Bon, che dire, perché non è detto che Nelli era un grande specialista dei Troubadours, Gérard Zucchetto, che dunque è un cantaire, un specialista dei Troubadours, che conosce Nelli, che mi ha fatto un articolo su Nelli e dei Troubadours, eccetera. Donc, per io è stato un piacere di pubblicare quel numero, d'omaggio a Nelli.
Il y a talvez dans quel numéro quelques textes qui sont pas de l'hommage à Nelly, mais per l'essentiel est l'hommage à Nelly. Et ne fait passer un exemplaire à Don Nelly, qui est un caro vivo, qui m'a répondu une lettre plaque à rouge, et qui nous quittait d'un pays il n'y a pas de gaille, et avait à Joan Duvernois. Che se ne parlava, e Joan Duvernois m'a fait une lettre fort intéressante qu'il publia dans un numéro mai récent où on parle sul dialogue avec Nelly et la perception qu'avait Nelly de la culture des hommes simples de l'Edad Médiane, del siècle XIII et XIV. Et aquí l'intéressant ce que dit Duvernois rapporte à Nelly, et l'ubiais che d'hommes comme elle et Nelly studiavano a travers les témoignages qu'avaient mai che mai los procès d'inquisition, et ce que les mondes ont déclaré, mais avait à travers des textes, des documents d'archives, des causes sur ce qu'era la culture des mondes ordinaires, on a dire, al commencement del siècle XIV, et en réalité, là, quel monde era plein mai cultivat, que se compensa bene, c'est-à-dire le monde a une vision false de l'état médiane, qui est besoin comme une période d'escurantisme, le monde era souvent trop cultivat, en tout cas capable de faire des raisonnements, de parler de causes plus punxudes, on a dire, dans quel moment. Et ici, d'après Duvernois, Nelly à l'origine avait peine à créer Jaco. Et à un moment, il s'est rendu à l'évidence que le monde placinte c'est une maçon, par exemple, lui qui tournait Bastille au commencement du siècle XIV de la Glaise d'Arquisat, en Ariège, c'est la commune de Miklos. Et donc, que les mondes tels, plus simples, erano des mondes cultivati. Question, il y a, le français a inventé la notion d'intellectuel, c'est-à-dire des personnes qui sapientes et qui sont engagées dans la vie de politique. Est-ce que Nelly era d'aquestes intellectuals? Pensi qu'on peut dire que Nelly est un intellectuel, mais credi que aquí l'intérêt d'un personnage comme Nelly era un intellectuel abordable. Era un intellectuel abordable, à la vez que souvent les intellectuels français, je pense mai que mai de Paris, sont des mondes qui sont dans leur torri di Bori, il y a une mitane aquí, son espace introduit, on n'a pas une carte de visite pulide, etc., espace ici dans la veille. Je peux testimoniare que, par exemple, en 72, un giorno avevo un'amica a Carcassonne, René Ribeira, avevo avuto Nelly come professore al liceo di filosofia al liceo di Carcassonne, sappiamo pas trop che fa, se non avevamo salé Nelly, aveva schilat, nous a reçu, nous a servat 2 o 3 ore a parlare amb nous autres, pla simplement, abbiamo pas contactat avant, era rouge, Nelly era un home rouge, de veire de monde en aquell moment era jove, de joves, per poder parlar amb ells i leur fa passar sa scienza, son gust de la culture, etc. E es praco amb els estudiants aquí a Toulouse havia un bon contacte, e apoi perlongava son curs per una sesiga al Café Conti, que era disparegut, que era un cafè de la plaça del Capitoli, e pendent una hora avant de tornar pel tren a Carcassonne, aquí parlava d'un viatge mai tranquille, mai siau, amb el món un peu de tot, un peu de tot. Un cafè filosòfic avant la data. Oui, c'est philosophique, mais sempre tensiu. Mi ha attaccato la personalità di Nelly. Bon, sono andata su uno stalta un cop, era in 73, abbiamo fatto a Narbona una serata dove abbiamo avuto una conferenza di Nelly su Busquet, l'autocarcassonense, une mostra fatta per una drôle de l'École des Beaux-Arts de Toulouse sur l'œuvre de Busquet, qui compte des polites, et nous autres érem 5, et ne citaré 2 qui sont connus un peu de l'amical citaniste, Renat Jurier, et l'autre qui est stata poi Cossul de Montalva, qui s'appelle Roland Garrigue, abbiamo fatto un montage avec des poésies che disaient, et un texte de Ligazou, etc. Et après, quand tornerem partir mia journée passado de Narbona, porter in l'auto e rentrare amb Nelly a sono sala Carcassonne, nous a servat jusqu'à 16 ore del matí a nos mostrar sus manuscrits, etc. Treballava en aquell moment a una antologia de poesia occitana, que era ja aparegut, mais hi havia de compliment, tot això. Se regalet de passar 3 ore de la nit, jusqu'à l'albo, a nous mostrar sus manuscrits, a nous explicar ce que faisait. Le numéro spécial est encore disponible? Tous les numéros de Gaïsabé sont disponibles, les battes, les puces biel d'avant 1922, en gros, aquells sont agotats, et quelques numéros, mais exceptionnellement, si, aquells se pot trapper, passe des faits à la reviste, et
regardez à quel numéro c'est une carte de